Positivo, ottimista, Luca Zaia cammina avanti e non si guarda indietro. L'autonomia per lui significa investire su 23 materie, tutte. Lo ha ripetuto come un mantra anche oggi a Venezia, dove si è riunita la consulta del Veneto e le categorie economiche sono state aggiornate sullo stato della trattativa con il governo. Abbiamo seguito pedissequamente quanto previsto dalla Costituzione, chiediamo le 23 materie, abbiamo rinforzato la nostra richiesta con un referendum al quale hanno partecipato 2.328.000 venti. Direi che ci siamo, adesso spetta al governo decidere di inviare in Parlamento la bozza e ne accettiamo anche una discussione. Luca Zaia è pronto ad affrontare la discussione e punta a firmare con il Consiglio dei Ministri una preintesa sull'autonomia da portare poi in Parlamento. Andare con una preintesa firmata in Parlamento, il Parlamento ne discute, l'analizza fino in fondo, fa le sue raccomandazioni e le sue osservazioni, torna al tavolo del governo con la regione, con la rispettiva regione, si stila un'intesa definitiva raccogliendo e recependo la maggior parte delle osservazioni, se possibile, del Parlamento, dopodiché questa intesa firmata deve andare in Parlamento ed essere votata con un sì o con un no, perché la Costituzione è chiara, sì o no. Giovedì a Roma il ministro vicentino Erika Stefani si riunirà con i governatori del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Nessuna deadline però, il dibattito per una riforma come questa ci vuole, ma la macchina non rallenta e Luca Zaia resta positivo. Penso che se si decidesse la procedura della preintesa firmata tra Governo e Regione Veneto, questa preintesa potrebbe andare velocemente in Parlamento e iniziare una discussione, quindi anche prima delle europee.